Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Iniziamo con il video. Dani Olmo è diventato una delle stelle del mondiale grazie alla sua eccezionale prestazione con la Spagna, una prestazione che non è passata inosservata negli uffici del Barcellona. Il club catalano sta valutando tutti i possibili scenari riguardo al futuro del giocatore della nazionale spagnola, inclusa una potenziale cessione qualora arrivasse un'offerta che generi un profitto significativo. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma l'ottima prestazione del centrocampista offensivo nel torneo ha aumentato considerevolmente il suo valore di mercato. Il 27enne è arrivato al Barcellona dall'RB Lipsia per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, più bonus. Il suo contratto scade nel 2030, il che dà al club una solida posizione in qualsiasi trattativa. Tuttavia, la situazione finanziaria del club impone di valutare tutte le opzioni e il direttore sportivo non esclude di ascoltare offerte che superino significativamente l'investimento iniziale. Le eccezionali prestazioni di Dani Olmo con la nazionale spagnola hanno intensificato l'interesse di diversi club europei. Durante i mondiali, l'attaccante ha dimostrato ancora una volta le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori più ambiti del continente. Movimento tra le linee, precisione nel passaggio, inserimento in area e un'eccezionale intelligenza tattica nel leggere ogni partita. Questo livello di prestazioni contrasta nettamente con la sua incostanza da quando è arrivato al Barcellona. Nonostante alcune prestazioni di alto livello, gli infortuni muscolari ne hanno compromesso la continuità e gli hanno impedito di mantenere a lungo periodi di forma eccellente. Questa mancanza di costanza è uno degli aspetti che, secondo diverse fonti, il club sta valutando per il futuro. A ciò si aggiunge la crescita di altri giocatori in rosa. L'ascesa di Fermín López e la concorrenza nel ruolo di trequartista offrono alternative a Hansi Flick, riducendo la dipendenza della squadra da un giocatore la cui condizione fisica è stata un grosso problema nelle ultime stagioni. Il mercato sta nuovamente tenendo d'occhio il giocatore spagnolo. Le eccezionali prestazioni di Dani Olmo con la nazionale spagnola hanno fatto sì che il suo valore di mercato tornasse ai massimi livelli in Europa. Attualmente, la sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente se manterrà questo livello di gioco anche nella finale dei mondiali. Diversi club di Premier League e Bundesliga seguono da tempo la crescita del giocatore, consapevoli della sua capacità di combinare esperienza internazionale, qualità tecnica e versatilità in diverse posizioni offensive. Il Barcellona sta valutando tutte le alternative. Al Barcellona nessuno mette in dubbio il talento del giocatore. Anzi, Hansi Flick è convinto che, quando disponibile, possa diventare uno dei giocatori più decisivi della squadra. Tuttavia, la dirigenza sportiva deve anche conciliare i piani di gioco con le esigenze finanziarie del club. Una cessione importante libererebbe spazio nel monte ingaggi e genererebbe entrate da investire in altri acquisti. Questo spiega perché, secondo diverse indiscrezioni pubblicate nelle ultime settimane, il club non esclude completamente una sua cessione qualora l'offerta fosse sufficientemente allettante. Non si tratta di un affare concluso, ma piuttosto di una possibilità che dipenderà dagli sviluppi del mercato e dal reale interesse mostrato dai principali club europei. L'obiettivo del Barcellona è quello di recuperare agevolmente l'investimento effettuato un anno fa, quindi prenderà in considerazione solo offerte superiori ai 70 milioni di euro. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà la situazione. Mentre la Spagna lotta per vincere la Coppa del Mondo, Dani Olmo continua a consolidare la sua reputazione con prestazioni che ricordano il giocatore che ha brillato per anni in Germania e nella nazionale. Se manterrà questo livello, il suo valore continuerà a crescere e il mercato tornerà a interessarsi a lui. Il Barcellona sta monitorando attentamente la situazione e sa che potrebbe essere un'opportunità per ottenere un significativo guadagno finanziario. Sebbene lo staff tecnico preferirebbe avere un giocatore del suo calibro, le realtà finanziarie li obbligano a valutare tutte le opzioni. Per ora non ci sono trattative avanzate, ma Dani Olmo sarà uno dei nomi che attireranno maggiormente l'attenzione nelle prossime settimane di mercato. Qual è la tua opinione nei commenti e iscriviti al nostro canale? Forza Napoli sempre!